La matematica condanna l'Akragas alla retrocessione e c'è chi spera in un ripescaggio. Ma quello che brucia è l'assenza totale di segnali per evitare il baratro e la mortificazione di non essere riusciti ad evitare l'umiliante passo verso la Serie D. Vero è che l'Akragas con il Francavilla ha giocato per 90 minuti a testa alta, ma non è stato sufficiente a racimolare i punti necessari per continuare a restare a galla, complice anche l'inesperienza dei ragazzi di Criaco. Un giocatore di nome Anastasi ha di fatto spezzato l'ultima speranza, regalando alla propria squadra i 3 punti e cacciando l'Akragas all'inferno. Se guardiamo i numeri non possiamo non parlare di una disfatta annunciata. 22 partite perse costituiscono per l'Akragas un primato che nessuno potrà soffiare a Silvio Alessi, la cui presidenza continua ad essere contestata dai tifosi e non potrebbe essere diversamente. E adesso sembra persino difficile ricominciare, visto che si rischia l'iscrizione alla Serie D, senza una società capace di gestire la situazione dal punto di vista economico. Avevamo definito gli iraniani un salvagente sgonfiato, ma restano loro gli unici che potrebbero dare una mano all'Akragas. Serve intanto cancellare l'umiliante retrocessione e puntare da subito al futuro. Restiamo a parlare di calcio con le legittime proteste del Palermo per l'arbitraggio di ieri a Parma, dove il Palermo è stato sconfitto per 3-2, non per demeriti propri, ma perché si è visto assegnare contro un rigore quasi regalato, mentre l'arbitro Marinelli ha negato un rigore nettissimo in favore dei rosanero. Infelice sicuramente la scelta di designare un arbitro di Tivoli per dirigere la sfida del Palermo. Dal calcio al basket, con la sconfitta della Fortitudo Moncada a Legnano per 85-81. Gli agrigentini hanno provato a vincere combattendo fino all'ultimo secondo, ma come ha detto il coach Franco Ciani, Legnano è stata molto più precisa.